Emergenza migranti a Siculiana. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità un documento che invita il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno, Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, il Questore di Agrigento ed il Governatore della Sicilia ad attenzionare maggiormente la problematica connessa alla presenza di cittadini extracomunitari non regolari nel territorio. Il documento è stato approvato nel corso della seduta consiliare dello scorso 14 maggio in relazione alla presenza di numerosi migranti ospiti presso la struttura ex Villa Sicania. Dal mese di aprile di quest'anno, scrivono nel documento i consiglieri, il centro di accoglienza di Siculiana, struttura privata precedentemente adibita ad attività turistico-ricettiva, ospita giornalmente centinaia di migranti provenienti da diverse nazioni africane, i quali, nel rispetto dello status riconosciutogli dalla normativa europea e nazionale, circolano liberamente nel centro abitato di una cittadina di 4.600 abitanti che nel turismo ricerca opportunità per il rilancio dell'economia. Sono notorie a tutti, scrivono nel documento, le notizie riportate dalla stampa nazionale sui rischi connessi alla salute e sulla previsione relativa al numero di nuovi arrivi che stanno seriamente provando e preoccupando la comunità tutta, compresi operatori economici locali, a poche settimane dall'inizio della stagione estiva. Siculiana è sempre stata terra di accoglienza, dicono i consiglieri, ma numerosi casi di insofferenza si sono registrati dalla cittadinanza, dovuti a comportamenti poco civili e in alcuni casi di violenza ad opera di qualche gruppo di migranti. È recente la dichiarazione del presidente dell'ANCI Sicilia e condivisa dal Consiglio Comunale di Siculiana che la frequenza sempre più alta di sbarchi sulle coste siciliane incide sulla già precaria situazione dei comuni siciliani e che i comuni sono lasciati soli, su di loro c'è l'intero carico di oneri. I consiglieri comunali di Siculiana rilevano la necessità di interventi urgenti atti a garantire il quieto vivere ai cittadini e a salvaguardare l'economia locale. Il presidente della regione Rosario Crocetta, scrivono, chieda al governo nazionale di essere nominato commissario straordinario al fine di fronteggiare, in assenza di un virtuoso intervento di un'Europa che appare sempre più distante, un'emergenza immigrazione che anche agli occhi della comunità internazionale grava solo ed esclusivamente sulla nostra isola. Infine, nel documento sottoscritto da tutti i consiglieri si chiede che la struttura di Siculiana non venga adibita a centro di prima accoglienza o ammasso, ma a struttura di seconda accoglienza con numeri inferiori. Che in un'ottica di fattiva collaborazione, solidarietà e accoglienza i migranti siano equamente distribuiti in tutto il territorio provinciale. Chiedono altresì una chiara e doverosa informazione sui protocolli sanitari adottati nella gestione dell'emergenza, finalizzata a rassicurare la cittadinanza attraverso comunicazioni al sindaco riguardanti l'integrità fisica dei migranti. L'aumento di forze di polizia a presidio del territorio e interne al centro di accoglienza, la presenza costante di forze dell'ordine lungo la strada statale 115 nel tratto compreso tra il comune di Siculiana ed il comune di Agrigento, al fine di garantire la sicurezza dei migranti che, non appena arrivati al centro di Siculiana, si spostano a piedi in direzione Agrigento e di tutti gli automobilisti che percorrono la stessa in entrambe le direzioni. Chiedono anche un sostegno europeo, nazionale e regionale al nostro territorio in linea con il piano di risarcimento che di recente il governo ha deciso di accordare all'isola di Lampedusa. L'individuazione di una zona franca d'eccezione finalizzata a garantire compensazioni economiche alla popolazione e agevolazioni agli operatori economici operanti nel territorio. L'istituzione di un fondo straordinario di risarcimento per eventuali danni ordinari e straordinari che potranno verificarsi nel territorio comunale e infine l'istituzione di un tavolo tecnico permanente composto da sindaco, rappresentanti del Consiglio Comunale, comandante della stazione dei Carabinieri di Siculiana, responsabile ASL, gestori del centro di accoglienza e soggetti del terzo settore operanti nel comune di Siculiana.